Oggi vorrei parlare di una cosa importante, una cosa che non conoscevo fino ad oggi. Nell'est del Turkestan c'è questa popolazione chiamata Uigurs. Questo popolo è perseguitato dal governo cinese che non rispetta i diritti umani degli Uigurs. Moltissime persone sono state uccise e vengono perseguitate per il loro credo, per la loro lingua. Sono una popolazione minoritaria in Asia, quindi è importante conoscerne sia la discendenza e rispettare soprattutto quello che loro sono. Il governo cinese ha preso possesso di questa zona del Turkestan e perseguita gli Uigurs per il loro credo religioso, la loro lingua esperita, sono costretti a indossare abiti tradizionali cinesi, a parlare cinese, la loro religione, le loro moschee sono state distrutte e al posto di esse sono stati costruiti dei bar, così come moltissimi giornalisti, moltissimi universitari, moltissimi lavoratori, cantanti, scrittori, qualsiasi tipo di persona. Non stiamo parlando semplicemente di politici, ma di persone reali di qualsiasi tipo. Sono persone che sono state uccise, sono state deportate dal governo cinese proprio in questi campi dove vengono ancora oggi perseguitati. L'occupazione è iniziata nel 49 e come potete vedere il motivo di questa occupazione è di motivo economico e politico principalmente, proprio perché quella zona è molto ricca e può sfruttare molto bene la Cina anche visto il territorio, il confine in cui sono. Queste persone chiedono giustizia anche per i loro genitori, per i loro cari che non sanno tutt'oggi dove sono, quindi informatevi, cercate di capire effettivamente di cosa stiamo parlando, perché io fino ad oggi non ho mai sentito parlare di questa popolazione, né ho mai sentito parlare di cosa fa la Cina tutt'oggi e niente, volevo dire questo. Thank you. Grazie.